In mezzo alle letture di Carnevale abbiamo pensato anche di ricordare con questo libro la giornata mondiale dell'ammalato, che era l'11 di febbraio. Un libro che racconta di un travestimento che può servire per divertirsi ed anche per aiutare. L'ufficio degli oggetti smarriti. Messer Cane lavora all'ufficio degli oggetti smarriti del paese. Ogni mattina trova tante cose per strada, nel bosco e nel ruscello vicino. Appena torna in ufficio, dispone quelle cose in bella vista e aspetta che qualcuno venga a cercarle. Oh, ecco la prima visita! Buongiorno, lumaca, dice Messer Cane. Cosa hai perso? Mica sono una lumaca, ho perso la mia casa, è tonda come un mulinello. Ah, ma allora lei è la chiocciola! Ecco qui la sua casetta. Grazie mille, risponde la chiocciola. Avanti un altro! Buongiorno, signor gatto, dice Messer Cane. Cosa ha perso? Mica sono un gatto, ho perso la mia sciarpa, è morbida come quella del papà. Ah, ma allora lei è il leone! Ecco qui la sua sciarpa. Grazie mille, risponde il leone. Avanti un altro! Buongiorno, capretto, dice Messer Cane. Cosa ha perso? Mica sono un capretto, ho perso il mio maglione e beh, c'è tanto soffice. Ah, ma allora lei è la pecora. Ecco qui il suo maglione. Grazie mille, risponde la pecora. Avanti un altro. Buongiorno, topini, dice Messer Cane. Cosa avete perso? E mica siamo dei topini, abbiamo perso i nostri mantelli. Il mio è rosso e folto, il mio è grigio e sembra una spazzola, il mio è nero e sembra un aquilone. Ah, ma allora voi siete lo scoiattolo, il riccio e il pipistrello. Ecco qui i vostri mantelli. Grazie mille, rispondono in coro lo scoiattolo, il riccio e il pipistrello. Avanti un altro! Buongiorno, orso bianco, dice Messer Cane. Cosa ha perso? Mica sono un orso. Ho perso il paraorecchie, gli occhiali, la maglia e gli stivali, tutti neri. Ah, ma allora lei è il panda. Ecco qui il paraorecchie, gli occhiali, la maglia e gli stivali. Grazie mille, risponde Panda. Avanti, avanti un altro. Buongiorno, pettirosso, dice Messer Cane. Cosa ha perso? Mica sono un pettirosso, ho perso il mio abito da sera, è nero con due lunghe code. Ah, ma allora lei è la rondine. Ecco qui il suo abito da sera. Grazie mille, risponde la rondine. Avanti, avanti un altro. Oh, guarda, sta venendo buio. Buonasera, scarabeo, dice Messer Cane. Cosa ha perso? Mica sono uno scarabeo, ho perso la mia lampada. Ogni sera l'accendo e vado a spasso. Ah, ma allora lei è la lucciola. Ecco qui la sua lampada. Grazie mille, risponde Lucciola. Beh, adesso è ora di tornare a casa. Ah no, c'è ancora qualcuno. Buonasera, gallina cara, dice Messer Cane. Cosa ha perso? Ho perso il mio uovo, lo cerco dappertutto. Ma certo, l'ho trovato e l'ho messo qui in qualche posto. Oh, intanto è nato il suo pulcino. Pio pio, pulcino mio, grazie mille, dice la gallina. Che giornataccia! Quando Messer Cane torna a casa trova tutti quanti ad aspettarlo. Ah, eccoti finalmente, dicono in coro. Allora, com'è andato oggi all'ufficio oggetti smarriti? Ce l'ho fatta, grazie al mio travestimento. Ho rimpiazzato a meraviglia il nonno. Ascolta, nonno, se domani non stai ancora bene, conta su di me.
Il tuo lavoro mi piace un sacco. Oh, bravo il mio cuccioletto, dice il nonno. Ma ora sono guarito. Domani torno in ufficio. Allora, nonno,